tutte le risorse, anche quelli che erano a riposo, si sono gettate sulla strada per rintracciare il colpevole e così è avvenuto. Dobbiamo essere grati alle forze dell'ordine. Resta rinchiuso nel carcere di Venezia, dove all'interrogatorio di garanzia col GIP si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere Massimiliano Mulas, il 45enne di origine sarda, accusato di aver aggredito e violentato una ragazzina di 11 anni dopo averla seguita fino a casa mentre rientrava dalla palestra, giovedì pomeriggio. Sono molti gli elementi indiziari a suo carico raccolti dai carabinieri, oltre alla sfilza di precedenti per reati sessuali che l'hanno fatto entrare e uscire dal carcere negli anni. Quella sera Mulas è stato rintracciato sulla base di un fermo di polizia, fuggendo dall'abitazione della ragazzina dove era entrato per compiere l'ennesima brutalità su una giovane vittima indifesa. Aveva infatti perso il portafogli con i documenti. La violenza si è consumata nell'androne del palazzo quando la ragazzina stava per entrare in casa, modalità che il 45enne ha messo in atto altre volte. Lei si era insospettita, era al telefono con un'amica che quando l'ha sentita gridare ha immediatamente lanciato l'allarme. Sconvolta la comunità, dalla parrocchia alla scuola che ha già organizzato incontri per aiutare i compagni di classe ma anche i genitori. C'è paura e incredulità, denuncia il parroco. Non ci sono parole per qualificare questo crimine, non ci sono proprio parole, siamo a livello, diciamo, di una disumanità incredibile. Il curriculum di questa persona, ahimè, è già di per sé pesantissimo e non basta che uno sconti la pena poi è libero come qualsiasi altro cittadino. Se è pericoloso va trattato come persona socialmente pericolosa. Questo è mancato. Al di là della pena, ecco, devono anche garantire la sicurezza sociale, quindi io credo che ci voglia anche una giustizia preventiva. Abbiamo bisogno veramente di imparare in questi giorni come fare, perché lo dico per me almeno, ma così anche per i catechisti della parrocchia, eccetera, ci troviamo tutti quanti inadeguati. La piccola vittima e la famiglia hanno ricevuto supporto immediato per far fronte al dramma che li ha investiti. Il Comune ha attivato subito e tuttora tutti i suoi canali supporti sociali nella scuola, con le famiglie, con la comunità scolastica fisiologicamente coinvolta e d'altro canto l'azienda sanitaria ha preso in carico la ragazzina. Anche qui si tratterà di vedere come reagisce di fronte a un trauma che sicuramente si porterà dentro sempre. È un percorso di accompagnamento a più mani dove il Comune sta facendo la sua parte e sicuramente farà tutto quello che sarà nelle sue corde, nelle sue possibilità. Ma questo non doveva accadere, evidenzia Besio, lanciando un appello allo Stato. Lo Stato non può abbassare la testa e far finta di non vedere che ci sono delle situazioni davvero pericolose dove per quanto tu abbia attivato determinate misure evidentemente non sono bastevoli e queste persone devono essere messe nella condizione di non nuocere. Davvero non possiamo attendere che si verifichino altri casi per poter procedere. Questo è sintomo di uno Stato, un sistema che non funziona perché le risposte arrivano quando è già troppo tardi.